Il calcio è una passione senza età e Giovanni Battista Piasentini può raccontarlo bene. Anche dopo aver festeggiato gli 80 anni, continua ogni settimana a giocare a calcio in porta con grinta ed entusiasmo e la passione di un bambino. Fa parte dell'Associazione Sportiva Veterani Serenissima e ogni settimana gioca la partita al campo sportivo Jacopo Reggio del Lido di Venezia, punto di ritrovo della squadra. Oltre al calcio, l'altra sua grande passione è la montagna. Da 40 anni ininterrottamente presidente dell'Associazione Giovane Montagna di Venezia, di cui ha ricoperto anche un'importante carica nazionale. 80 anni sono passati velocemente, ma nella mia vita è stata molto intensa. Poi mi sono dato all'alpinismo in cui ho fatto le vette dal Cervino al Bianco. Gioco in maniera entusiastica, cerco di dare al massimo. Un'associazione che è valida, che dà la possibilità ai sportivi, alla gente del Lido di riunirsi, di amarsi e di giocare, sempre con quell'entusiasmo e con quella voglia di volersi bene. Ecco, questo è il calcio, questa è l'associazione a cui appartengo e mi sento fiero. Partita e premiazione con medaglia per Piasentini, consegnata dal presidente del club Medeo Noguera, che ha ricordato come l'obiettivo della società sia proprio quello di unire generazioni diverse di ogni età attraverso la passione per lo sport, il calcio in particolare. La nostra squadra, la nostra compagine riunisce un mix senza fare distinzioni, giovani, meno giovani, e proprio indipendentemente dall'età c'è chi insegna all'altro i valori della vita.